Seduti sotto i portici di Piazza dei Signori mangiano tutti insieme una pizza appena sfornata. La guerra nel loro paese appare lontanissima, sebbene al tavolo ci siano anche ragazzini che hanno perso il padre al fronte. Nella Marca, su iniziativa dell'imprenditore coneglianese Fabio Padovane dell'associazione Ambulanze, 22 bambini e ragazzi arrivati da Kharkiv nell'Ucraina orientale stanno trascorrendo qualche settimana di normalità, di vacanza. L'organizzazione non è stata semplice perché le stesse autorità militari ucraine avevano paura che potesse nascondere un colpo dei russi per rapire dei bambini. C'è qualche orfano di questa guerra, insomma. Ci sono dei casi molto tristi. Michele, 15 anni, in Italia da 8, loro connazionale, li aiuta facendo da interprete. Ogni giorno facciamo visite da diverse parti, per esempio ieri siamo andati in montagna, domenica scorsa siamo andati al mare e anche molte altre attività che hanno fatto divertire i ragazzi. Come vivono questa situazione in patria? I ragazzini sono molto felici perché non sono via, però sono uniti e perciò sono insieme e sono felici. Il saluto del sindaco Mario Conte, le foto, poi il pranzo offerto dal ristoratore Pino Giordano. È un orgoglio poterlo fare, visto la situazione generale che c'è, anche perché la guerra mi disturba e vorrei poter contribuire in meglio per queste persone che hanno veramente bisogno di serenità e di pace. Che sensazione è vederli qui seduti ai suoi tavoli? Emozione e amore.